Aveva anche due barzellettine, ma sono troppo sporche. Non è che c'è già due barzellette, due massime. Lo dasse senza essere lo do, le come pulisse o qui senza avere cagò. L'altra come lei, Tiana pisciata senza fampetto, le come su un violino senza l'archetto. Tutti i trilli meno il primo album. Lo registrai Franca Lai, fino al Trio Universal, Silvio Grifoni e via così. Buoni come volevano vendere l'anima. Quello anche in pitù. In pitù, io ho in quadro dei Bunni che ottengo come una reliquia. E un giorno le venuto per registrare e mi ha detto: Pucci, ti dai una figetta, senti il testo di questa canzone che prima o poi ti ricorderai di me. E Bunni io le ti dico, mica l'ho dentro che sì, un personaggio straordinario. Se non può dire solamente che è stata a terra di cantautori, Belinghe e Sueni, che sei gli altri ragazzi, ci sono tutti questi ragazzi qua che sono bravi, ecco, che siete bravi, scusa. E quindi è una questione forse di marketing, non so cosa che sia Gessuta, ecco, forse chi investe in scena napoletana pensa che sia più facile perché anche la canzone napoletana ha avuto una storia vecchia di 100 anni almeno, di più.